Sindaco, qual è la situazione amministrativa del Comune di Grotte alla luce delle tante difficoltà che state attraversando? La situazione è come quella di tutti gli altri comuni. Abbiamo avuto la fortuna di approvare il bilancio, ancora non siamo pronti per il rendiconto dell'anno passato. Abbiamo delle grosse difficoltà, addirittura l'ultima trimestralità del 2016 l'abbiamo incassato proprio l'altro ieri. Lei capisce, abbiamo qualcosa come 80 dipendenti, 80 padri di famiglia che portano lo stipendio a casa e che questo mese di agosto rischiavamo di non poter onorare i nostri impegni. Abbiamo pure grosse difficoltà per pagare i dipendenti sia dell'ISEDA, che è il raggruppamento di imprese che si occupa della raccolta dei rifiuti, che dell'SRR. Cerchiamo di fare salti mortali, di onorare tutti i nostri impegni, però un problema c'è, quello che la Regione non ne fa i trasferimenti nei termini giusti fissati. Dobbiamo ricevere ancora il primo e il secondo trimestre del 2017. Dobbiamo ricevere la quota per quanto riguarda gli articolisti che noi regolarmente ogni mese onoriamo pagando lo stipendio. Viviamo grossissime difficoltà e cerchiamo di tirare avanti per venire incontro a quelle che sono soprattutto le esigenze dei lavoratori, perché c'è un detto siciliano che dice: il lavoratore va pagato all'anno, cioè va pagato regolarmente ogni fine mese, anche perché sono padri di famiglia che hanno anche loro degli impegni che devono e vogliono rispettare, e cerchiamo di fare il nostro dovere. A livello di progettualità cosa c'è in cantiere da parte della vostra amministrazione? A livello di progettualità noi abbiamo avuto finanziato, o meglio siamo stati inseriti in graduatoria dal Consiglio dei Ministri, un progetto di risanamento di un quartiere, si tratta di 1.980.000 euro. Aspettiamo le direttive dal Ministero per presentare il progetto stesso. Una cosa importante che stiamo portando avanti è il piano regolatore generale. Io spero che entro fine anno il Consiglio Comunale possa adottare questo provvedimento, e all'interno del provvedimento stesso abbiamo eliminato le zone C3 e C4, zone di periferia, di abitazioni anche estive dove è possibile, ma nella maggior parte delle case sono dei terreni agricoli dove non si può costruire, che magari non sono nemmeno seminativi, e che quindi diventa una tassa obbrobriosa per i detentori. Abbiamo fatto questo studio e praticamente toglieremo le C3 e C4. All'interno del piano regolatore abbiamo fatto nei mesi passati un progetto di rivitalizzare quello che è il centro storico. Il nostro progetto è stato approvato addirittura dall'università, è stato tema di un appassionato dibattito dall'università stessa. Cerchiamo in tempi brevi di fare rivitalizzare il centro storico che ormai è abbandonato.